essere. Pontida 2017 nel segno della rabbia per il caso conti bloccati, la corsa al referendum per l'autonomia. Zaia dal palco, voglio vedere le code ai seggi, Salvini consacrato candidato premier, Bossi per la prima volta costretto al silenzio. Nel 2010 massacrò con 63 coltellate la sua ex a Spinea, Andrea Donaglio, responsabile dell'omicidio di Roberta Vanin, potrebbe tornare tra un anno in semilibertà. Drammatico incidente nel Vicentino, bimbo di 7 anni cade dalla mini moto durante una festa sportiva in piazza, il piccolo ricoverato in ospedale in serie condizioni. Appuntamento di oltre 300 ragazzini al parco a Bassano per una maxi rissa, le forze dell'ordine riescono a sventare la violenza e identificare 80 minorenni. Iniziata la stagione venatoria e già prime polemiche sugli spari vicino alle case, nel Trevigiano la denuncia di alcuni residenti di una via. Ieri la grande sfilata delle penne nere a Chiampo, evento clou della Dunata Triveneta degli Alpini, 30.000 in marcia tra festa e ricordo, pensando già agli appuntamenti del 2018, Trento e Vittorio Veneto. Dalle strategie per le elezioni a Casugana 2018 alle opere da compiere nei prossimi mesi, dal tema sicurezza a quello dei migranti, stasera 20:10 il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la politica con il raduno di Pontida dal Veneto, tantissimi i militanti della Lega Nord in questa edizione che è stata caratterizzata dal caso, ovviamente dalla rabbia per il caso dei conti bloccati, ma anche e soprattutto dal tema del referendum, la corsa al referendum per l'autonomia del Veneto e della Lombardia. Un raduno che ha visto anche chiudersi in modo non senza polemiche l'era di Umberto Bossi. Sentiamo. Zaia e Maroni salgono insieme sul palco di Pontida, dietro di loro un'enorme scia a ricordare l'appuntamento del 22 ottobre. Quando il governatore del Veneto prende la parola lo fa richiamando uno dei simboli della sua regione. Io mi sarei portato il kit da campeggio per sentirmi a casa. Se i ragazzi vengono avanti, prego. Chiaro il riferimento all'obbligo di esporre la bandiera della Serenissima fuori dagli edifici pubblici e le polemiche che ne sono conseguite. Il passo dal gonfalone con il leone al referendum del 22 ottobre è breve. È la madre di tutte le battaglie per i veneti e per i lombardi. Questo è un treno che passa una volta solo. Voglio vedere i seggi elettorali strapieni con le code. Zaia ricorda come al di là del risultato sia fondamentale l'affluenza alle urne come prova di responsabilità dei veneti. A noi non basta che vinca il sì, tutti vadano a votare, lasciamo a casa per una giornata le idee politiche, la tessera di partito, i dissidi, le baruffe col vicino di casa, andiamo a votare. Qualcuno che mi dice ma voi siete troppo incazzati. No, siccome questa è l'accusa che ci fanno, a voi sembra normale vedere che in Sicilia danno 80 euro prima delle elezioni a tutti i forestali? Anche il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante il suo lungo intervento parla del referendum in Veneto e Lombardia, ma le prime parole sono tutte per la decisione della Procura di Genova di sequestrare 48 milioni dai conti della Lega. Se pensano di bloccarci, rubandoci quello che è il frutto del nostro lavoro, hanno sbagliato a capire. Andiamo avanti più determinati e più arrabbiati di prima. Ma sono tanti i temi toccati dal capitano, dalla sanità alle banche, dalla scuola alle forze dell'ordine, e per ognuno di questi Salvini dice: quando tra un anno saremo al governo cambieremo le cose. Il leader leghista non risparmia frecciatine ai suoi diretti avversari ed ex alleati come Alfano. Grande assente sul palco il fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, che Salvini ringrazia senza però mai nominarlo. Io ringrazio profondamente chi prima di me ha avuto l'onere e l'onore di essere segretario di questa famiglia e di questa comunità. Un Umberto Bossi che poi dal retropalco, diciamo, del dietro le quinte, lasciando malinconicamente Pontida, ha detto Matteo, ha tradito il Nord, ovviamente
strascichi di polemiche resteranno anche all'interno del carroccio. Andiamo adesso con la cronaca a Spinea, perché lo ricorderete, 7 anni fa femminicidio, 63 coltellate contro la povera Roberta Vanin, che era nella sua erboristeria. L'assassino Andrea Donaglio potrebbe tornare in semilibertà tra un anno ed è polemica. Andrea Donaglio, il professore di chimica 54enne che nel luglio 2010 uccise a coltellate l'ex fidanzata Roberta Vanin, potrebbe uscire dal carcere tra un anno. Un omicidio che ha sconvolto Spinea, dove Roberta, 43 anni, aveva un'erboristeria e all'interno della quale è stata brutalmente uccisa a coltellate. Donaglio non accettava l'idea che la donna l'avesse lasciato e stesse con un altro uomo, così quel giorno impugnò il coltello e sferrò alla donna ben 63 coltellate, abbandonandola in un lago di sangue prima di infliggere la lama verso se stesso, senza però riuscire a farla finita. La Procura di Venezia chiese 30 anni di reclusione, ma l'assassino ne sconterà molti meno. Condannato in primo grado e poi in appello a 16 anni, attualmente si trova dietro le sbarre al Due Palazzi di Padova, ma tra poco più di un anno potrebbe uscire parzialmente. Se godrà di tutti i benefici per buona condotta previsti dalla legge, infatti, Donaglio potrà ottenere una forma di semilibertà. La condanna a 16 anni nel febbraio 2013 venne accolta con stupore dalla famiglia di Roberta. Più di qualcuno a Spinea arrivò a definirla una sentenza contro le donne. La motivazione di quella condanna venne però spiegata minuziosamente dalla Corte d'Appello. Donaglio, precisò la Corte nel documento depositato, è persona incensurata, ha tenuto un positivo comportamento processuale, rendendo ampia confessione, ha corrisposto alle parti civili a titolo risarcitorio una somma significativa ricavata dalla vendita di immobili. E adesso con la cronaca, sempre la cronaca però di un incidente, l'incidente drammatico perché vede coinvolto un bimbo di 7 anni che era in sella a una minimoto, una festa di piazza ieri pomeriggio a Lonigo, un incidente che lo ha visto trasportato d'urgenza in ospedale. Ci racconta tutto in diretta telefonica per noi la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno della redazione di Vicenza. Tragedia azionata ieri pomeriggio a Lonigo, un bimbo di 7 anni è caduto mentre stava provando una minimoto riportando diverse lesioni su tutto il corpo. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportato al San Bortolo di Vicenza. L'incidente durante una dimostrazione di motori dedicata ai bambini nell'ambito di una fiera sportiva. Il piccolo era in sella al mezzo, ha perso il controllo e è caduto in avanti battendo lo sterno contro il manubrio della moto. Non avrebbe mai perso conoscenza, ma le sue condizioni sono parse serie. Al nosocomio Berico è giunto in codice giallo, la dimostrazione è stata sospesa, si sono allertati tutti i responsabili dell'organizzazione per verificare il caso. Il ragazzino è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Restiamo però in provincia di Vicenza, andiamo a Bassano, una maxi rissa sventata e i protagonisti di questa maxi rissa che sono dati appuntamento al parco erano tantissimi ragazzini minorenni. Sono ancora tutte da chiarire le ragioni che hanno portato alcune centinaia di ragazzi, tutti minorenni, a darsi appuntamento nel tardo pomeriggio di sabato in Parco Ragazzi del 99 Bassano. Un tam tam sui social e almeno 300 giovani partiti dalla Castellana, dall'Alta Padovana e dalla Pedemontana Trevigiana sono arrivati nel parco cittadino pronti a sfidarsi a suon di calci e pugni, per cosa però non è dato sapersi. L'ipotesi più probabile è che si trattasse di una prova di forza tra bande o una sfida per eleggere nuovi leader. Di certo la cosa non è passata inosservata. Le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale sono intervenuti tempestivamente, bloccando sul nascere qualunque possibile disordine. Una trentina di ragazzi sono stati portati in caserma ed identificati. Nessuno di loro è bassanese, ma alcuni frequentano gli istituti superiori della città del Grappa. A Treviso adesso con le segnalazioni preoccupate ieri da parte di chi abita in centro a Treviso per i voli, l'atterraggio diciamo di diversi aerei verso il Canova di Treviso, l'aeroporto di Treviso, a bassa quota sopra i tetti delle case.
paesaggio urbano con sorvolo aereo a bassa quota, ma questa non è la periferia cittadina a ridosso di un grande aeroporto metropolitano, come Linate o Ciampino ad esempio, e a dire il vero non è nemmeno periferia. Questi sono i tetti di case e condomini a pochi passi dal centro di Treviso. E domenica, da mezzogiorno alle 17 circa, a chi abita qui sembrava quasi di poterli toccare gli aerei in atterraggio al Canova. Sul totale dei 33 voli atterrati in giornata al Canova, almeno 9 hanno seguito questa insolita traiettoria. Gli aerei, dopo essersi allineati con la pista di atterraggio nella direzione standard di arrivo, vale a dire da Quinto, passano a destra dello scalo e sorvolano la zona sud di Treviso. Compiono una decisa virata ad U a bassa quota, passando sopra San Lazzaro, Sant'Antonino, ospedale e stazione, e quindi raggiungono la pista dal nord-est. Non una novità assoluta, ma certo una procedura straordinaria, dovuta probabilmente al vento che, seppur in una giornata serena, soffiava con raffiche sostenute. Sta di fatto che sono state diverse le telefonate di residenti, stupiti dell'improvviso e insolito frastuono, un episodio che riaccende le polveri della polemica sullo scalo trevigiano, con la forte opposizione di comitati residenti che chiedono lo stop al previsto ampliamento e che hanno presentato anche un esposto in procura. I sorvoli a bassa quota, infatti, sono solo l'ultimo di una lunga serie di disagi già segnalati, tra cui ritardi crescenti e un incremento non più tollerabile di traffico e code lungo la Noalese. Tutto questo, tra l'altro, a poche settimane dalla prevista chiusura dello scalo per lavori, ad ottobre, ed in concomitanza con l'annuncio di Ryanair della programmata cancellazione di 2000 voli, provvedimento non marginale anche per Treviso, dove la compagnia low cost rappresenta la quasi totalità del traffico passeggeri. La polemica dunque a Treviso e la polemica in tutto il Veneto e anche a Treviso per l'inizio della stagione della caccia, già segnalazioni di spari troppo vicino alle case. Gli spari sono iniziati e con essi le polemiche. Stagione della caccia al via e all'orizzonte le proteste già si profilano forti. Inevitabile in una regione dove è passata la legge proposta dal consigliere cacciatore Sergio Berlato di multare con un'ammenda da 600 a 3.600 euro chi disturba l'attività venatoria. Anche perché le segnalazioni di spari troppo vicino alle case sono arrivate immediatamente, precisamente nella Marca, terra di 46.000 doppiette. A Spresiano, secondo alcuni residenti, in una via, alcuni colpi avrebbero colpito un fabbricato in ferro di un'abitazione. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine. Non sarà certo l'ultima di questa stagione che si chiuderà il 31 gennaio 2018. Tutto ciò nonostante lo stop chiesto da EMPA nelle ultime settimane a causa dell'estate caratterizzata da siccità e incendi. Un'estate tremenda, dicevano i vertici dell'associazione, un'estate che ha devastato intere popolazioni di selvatici e più di 100.000 ettari di territorio in buona parte protetto. Niente da fare, le doppiette hanno ricominciato con l'appello dei vertici delle federazioni venatorie ai loro associati. Attenzione, prudenza e rispetto dell'attività. E l'apertura della caccia fa registrare anche un primo dramma non legato all'attività venatoria, in questo caso un cacciatore stroncato ieri purtroppo da un malore, il cane lo ha vegliato per ore. È successo nel Padovano, ci colleghiamo allora con la nostra Valentina Visentin che ci racconta questa vicenda. Valentina. Sì, buongiorno da Piazzola sul Brenta, stroncato da un malore mentre va a caccia, viene vegliato dai cani, è accaduto ieri mattina, siamo in un boschetto dietro Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Carlo Ferro, questo è il nome della vittima, è 64enne, residente nella frazione di Tresina, era partito di buona mattina per una battuta di caccia proprio nel giorno dell'apertura della stagione venatoria. Aveva portato con sé anche i due cani, non vedendolo rientrare per pranzo la moglie si è allarmata, lo ha chiamato al cellulare ma non rispondeva e così la donna è andata a cercarlo. È stata proprio lei a scoprire il marito riverso a terra già privo di conoscenza con i cani che lo vegliavano. Inutile la chiamata al 118, quando i medici sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cittadella. A Piazzola per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Adesso la festa di Chiampo, ieri oltre 30.000 i partecipanti alla Donata Triveneta degli Alpini. Ecco, ieri si è conclusa con la sfilata che abbiamo seguito con grande successo in diretta da Antenna 3
dalle 9 di ieri mattina, una festa, una massiccia presenza da tutte le province ovviamente del Veneto, e già si guarda ai prossimi appuntamenti del 2018, la donata nazionale a Trento e la donata triveneta a Vittorio Veneto. Ed ecco a seguire che apre la sfilata il gonfalone della città di Chiampo, scortato dal suo sindaco Matteo Macillotti. Segue il gonfalone della regione del Veneto e il gonfalone della provincia di Vicenza, che come potete vedere, scortato dal presidente Variati, dicevo, il gonfalone porta i 4 sacrari di Simone, del Pasubio, del Grappa di Asiago. A seguire Vittorio Veneto e Crespadoro, decorati di medaglia. È iniziata così la sfilata triveneta degli alpini di Chiampo, guardando già al 2018 e a Vittorio Veneto. Oltre 30.000 i partecipanti tra penne nere, familiari e tanti cittadini da tutto il Triveneto che si sono ritrovati lungo la Valle Vicentina. Si è rinnovato così l'appuntamento degli alpini del nord-est, con ancora negli occhi la donata nazionale di Treviso, definita da tutti perfetta nell'organizzazione come nella sicurezza, che qui nella vallata, come da disposizione, era stata intensificata con camion ai varchi d'entrata e una forte presenza delle forze dell'ordine, rappresentate da questa squadra di carabinieri che ha sfilato alla fine della manifestazione. Ai carabinieri, alla polizia di Stato. Notevole, come si conviene, la presenza di penne nere da tutto il Vicentino, come dal Trentino, già operativo in vista della donata nazionale del prossimo anno a Trento. Come sempre apprezzatissime le rappresentanze delle salmerie con i muli, seppur non più gli storici come i Roso, che continuano a tramandare il legame tra penne nere e i soldati a 4 zampe. A chiudere la sfilata il Labaro di Vittorio Veneto con il sindaco Roberto Tonon, con il consueto passaggio della stecca da Chiampo alla città della Vittoria, designata per la prossima donata triveneta già fissata per il 16 e 17 giugno del 2018. Ed ecco che si avanza il gonfalone di Vittorio Veneto, medaglia d'oro al valore, che sarà sede della prossima adunata triveneta nel 2018, nel centenario della vittoria. Ma le immagini della festa di Chiampo a Padova adesso, per quella che dovrebbe essere una festa, in teoria una festa di sport, il ritorno dopo 4 anni del derby Padova-Vicenza di calcio, però si è costretti purtroppo a parlare del contorno, perché il ritorno dopo 4 anni di 2 tifoserie avversarie che non si amano particolarmente, diciamo così, e che quindi costringe a blindare lo stadio Euganeo. Allerta sicurezza in vista del derby Padova-Vicenza, in programma questa sera allo stadio Euganeo. Per la partita, che non si disputa dal marzo del 2013, sono state rafforzate tutte le misure per l'ordine e la sicurezza, con servizi di controllo imponenti che inizieranno già dal pomeriggio. Mobilitate polizia, carabinieri con rinforzi in arrivo da Mestre, polizia locale e polizia stradale. I 2300 biglietti messi a disposizione dei tifosi ospiti sono stati tutti venduti. Da Vicenza arriverà una mezza dozzina di corriere e la maggior parte dei supporter vicentini raggiungeranno lo stadio in automobile. Agli arrivi da Vicenza si aggiungeranno circa 8.000 tifosi biancoscudati. Si prevede un congestionamento del traffico. Allo stadio saranno raddoppiati gli steward, che da 60 passano a 120, 20 sono inviati da Vicenza. Non è stata esclusa nemmeno la minaccia terroristica, saranno presenti artificieri e i cani antiesplosivo. Allora, 3 notizie di cronaca dal Veneziano. Iniziamo da Sandona di Piave, dove 2 cittadini stranieri, un cittadino tedesco e un cittadino, la moglie e una cittadina thailandese, hanno lasciato i loro 2 bimbi, un figlio di 4 anni e il fratellino di pochi mesi, chiusi in auto per andare a fare la spesa. Sono stati denunciati dai carabinieri. È successo ieri mattina, erano andati i 2 coniugi al centro Piave, chiudendo nella vettura i 2 piccoli, evidentemente perché non disturbassero la spesa. Quando un passante li ha notati, ha allertato subito i carabinieri. Fortunatamente i bimbi non davano segni di sofferenza, è bastato dunque chiamare all'altoparlante del centro commerciale i 2 genitori per risolvere la situazione, e i 2, come detto, sono stati denunciati per abbandono di minore.
E paura invece ieri sera, stanotte a Chioggia, a zona Calino, per l'incendio invece di un'autovettura. Vediamo le immagini dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con 2 automezzi che hanno spento le fiamme, che avevano completamente bruciato una Volkswagen Golf, evitando con l'intervento l'estensione delle fiamme alle altre vicine autovetture. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo circa 2 ore. A Portogruaro invece un 19enne che si mette a spacciare nei pressi della caserma e ovviamente viene bloccato. Spacciatore decisamente sprovveduto o al contrario troppo sicuro di sé. I fatti: ieri, domenica, lo spacciatore, un 19enne del Pordenonese di Zoppola, a bordo della sua auto viaggiava ripetutamente avanti e indietro proprio davanti alla caserma dei Carabinieri a Portogruaro. Militari che, insospettiti dal continuo via vai, lo hanno fermato per una perquisizione e da qui per il ragazzo sono cominciati i guai. Nel portabagagli trovata dai militari 100 grammi di marijuana che, sebbene sapientemente nascosta negli anfratti dell'auto, non è sfuggita allo sguardo attento e addestrato dei controlli, con la droga ritrovata nell'impianto GPL. Per il pusher, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sono scattate le manette con l'obbligo dei domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Se trovaste una busta con carica di soldi in contanti, 3.000 euro, la dareste alle forze dell'ordine? Beh, un turista inglese l'ha fatto a Venezia, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Allora, a Venezia, con questo gesto di estrema onestà di un turista inglese che trova una busta contenente 3.000 euro in contanti e la consegna subito alla polizia. Una turista inglese di 67 anni in vacanza a Venezia, durante una passeggiata alla scoperta dei meandri storici del capoluogo, ha trovato 2.700 euro in contanti dentro una busta di plastica abbandonata lungo Rio Treporti. Il fatto alle 21 di sabato scorso, 16 settembre. La turista rette lì al dovere, al punto da prendere la busta e consegnarla, ovviamente con il denaro presente all'interno, alla polizia, presentandosi all'ufficio denuncia in cerca del legittimo proprietario, sotto lo sguardo stupefatto e incredulo degli stessi agenti. La donna ha raccontato di essere a sua volta madre di un poliziotto e nel corso della denuncia ha altresì manifestato la sua stima nei confronti dell'intero corpo di polizia di tutta Europa, in particolare alla luce dei troppi e innumerevoli attentati terroristici di questo periodo. In merito invece alla somma ritrovata e considerate le modalità del denaro incustodito, non è da escludere che possa essere il frutto di attività illecita. A Treviso adesso torniamo per parlare di sport, perché fra pochi giorni il capoluogo della Marca torna ad essere la capitale mondiale del karate. Dal 22 al 24 settembre si svolgeranno al Palaverde di Villorba i campionati mondiali di karate Shotokan. Sono qui da quando sono piccolo, non ho mai avuto problemi con nessuno e sono sempre andato d'accordo con tutti, quindi sinceramente spero di fare bene e di portare in alto anche la mia città. Sono contento dei commenti positivi che comunque ci sono stati e ringrazio tutti, ringrazio anche i miei compagni di classe, i miei amici, tutti quelli che hanno comunque commentato in maniera positiva e niente, li aspetto al Palaverde. Un messaggio che va oltre lo sport, quello che si leva dal mondo del karate alla presentazione dei mondiali Shotokan in programma dal 22 al 24 settembre al Palaverde di Villorba, e dopo le offese razziste ai 2 giovani atleti trevigiani di colore che rappresenteranno l'Italia, loro scrollano le spalle ed abbozzano un sorriso per non lasciare che l'ignoranza rovini l'entusiasmo per questo traguardo così importante nella vita e nello sport. Il supporto della squadra c'è tutto per i 3 atleti che la Marca manderà sul tatami del mondiale. Penso che comunque lo sport sia fondamentale, non riuscirei a vivere senza fare qualcosa come il karate. La squadra è fantastica, l'ambiente in palestra non lo trovo da nessun'altra parte, quindi importantissimo. E così, 23 anni dopo, Treviso torna alla capitale mondiale del karate, 30 squadre, 1000 atleti in gara per una manifestazione che non sarà solo sportiva ma anche di storia di una disciplina e filosofia di vita. Siamo anche sicuri che sarà un grande mondiale e Treviso sorriderà a tutti gli atleti e a tutte le nazioni che vengono da tutto il mondo.
Siamo in chiusura, io vi ricordo che se avete un problema, una segnalazione, un disservizio nel vostro quartiere, nella vostra via, nel vostro paese, potete rivolgervi come sempre, lo dico ad Antenna, redazione @antenna3.it per lasciare una mail. 0422 023 0898 per un messaggio in segreteria telefonica in cui sintetizzate brevemente il problema e 351 175 5340 per mandare un SMS o un WhatsApp. Questa sera 20:10, una puntata speciale perché ospite di Ferdinando Avarino nel nostro studio di 20:10 tornerà il sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Tanti i temi sotto i riflettori, dalle strategie per le elezioni Casiugana 2018 alle opere da compiere nei prossimi mesi che lo separano ovviamente al voto per Casiugana, dal tema sicurezza, al tema dei migranti, i quartieri, il centro, le polemiche, la viabilità, insomma un Manildo a tutto campo. Questa sera puntata da non perdere a 20:10. Fra pochissimo invece c'è Ore 13 e si parla di Ius Soli, il titolo è Cittadinanza italiana, a chi la concediamo? Ospiti di Daniela Gragnin sono Sara Moretto, deputata del Partito Democratico, Giampaolo Gobbo, esponente della Lega Nord, ex sindaco di Treviso, e Giovanni Rasera, presidente dell'associazione iCare di Treviso. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Inizio di settimana in compagnia del tempo stabile sul Veneto, qualche temporale invece sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino Alto Adige. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto più nubi sui settori settentrionali con locali rovesci e temporali, addensamenti e qualche rovescio anche sulle aree orientali, tempo più asciutto e soleggiato sulle pianure di centro-ovest. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 16 e i 22 gradi, minime intorno ai 12-15 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qui avremo molte nubi con rovesci e temporali diffusi e addirittura qualche nevicata intorno ai 1900-2000 metri. Temperature massime sui 17-19 gradi, minime attese tra 12 e 15 gradi circa. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, anche qui molte nubi e piogge soprattutto nel corso della mattinata, rovesci più irregolari nelle ore pomeridiane, poi via via in fase di esaurimento la sera. Le temperature risultano essere in calo con massime sui 17-18 gradi circa, minime attese sui 12-13 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati dal nord-ovest. Per ora è tutto, arrivederci.